l'unica eccezione, le pupille. Le pupille erano veramente le sue pupille. Un rapporto cristallino, mai una cornea, lenti ma sempre a contatto. Denti del giudizio 4P, non mi dispiace, giudizio insufficiente. In questo brutto e sporco mondo dove tutti lasciano tutto, lo spettacolo è finito e io per l'appunto vi lascio. Dovete fare come lui, dovete dire no, no. 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 Vabbè dai. Allora, questa storia si intitola C'era una volta. C'era una volta, si intitola C'era una volta, non so se avete presente quelle volte di una volta. Questa qua era bassa, il protagonista mi stava arrivando, non me l'ha vista, una svista, la tempia precisa, madonna, l'osso proprio, l'osso, la tempia, morto, sul colpo, morto il protagonista. È morto, poverino, fategli un applauso. Siete senza cuore proprio. Una storia breve ma intensa, no? Io con voi non so cosa fare. Sto cercando di raschiare il barile, ma... Vabbè, io vado allora, no? Io, ragazzi, faccio il tempo andare, dite subito no. Va bene, dai, va bene. Allora... Questa storia si intitola C'era una volta Alessandro e fu subito Pila. Pensateci perché è carina come battuta. Secondo me non l'avete capito. Vi do 5 minuti così anche tiriamo in lungo. Barile non la schia. C'era una volta Alessandro e fu subito Pila, una storia illuminante. Allora, l'aria era stagnante. Lo stagno invece... era arieggiato, i girini non riuscivano a stare fermi, e Galvani ne sa qualcosa, fermi e Galvani, tutti e due. Perché tutti e due? Perché non riuscivo a farne scienza. Vi do altri 5 minuti. Allora la mamma gli sgridò, basta girare! Mamma un po' più femminile, basta girare! E poi succede come i tempi che corrono, sudano, si ammalano e poi ne fanno una malattia. Ma mamma, papà ci ha detto che potevamo girare, come il papà? Sono io il papà. Ma come mamma? Tu sei la mamma e sono morta! Sono la mamma e sono anche il papà. Come fai a dire a tuo figlio che sei ermafrodita? Chi ha uno specchio rifletta. A questo punto sono costretto a parlarvi di... No, ma siete veramente rompicoglioni, Comunque non siete convinti, perché io altre volte mi hanno fermato proprio, mi hanno sparato, una volta mi hanno sparato. Allora, a questo punto vi parlerò di liti, elettroliti. No, ma ci vuole ogni tanto, perché tira, sono cose che tirano. Vi parlerò di liti, elettroliti, rapporti lisi ed elettrolisi. Perché beveva solo acqua minerale? Quando, secondo voi, un legame solido si può ossidare? Le scissioni interne possono creare un clima esplosivo? Io non lo so, ragazzi. Vi so solo dire che un atomo prima eravamo felici. Con lei mi sentivo in orbita, mi dava la carica, più o meno. Voi
Voi mi fate disperare questa ultima storia. Più o meno è andata così. Venerdì sera, bella, soda e caustica mi fa. Io ho tanto amianto. Ma da quando siamo al mare ti odio. Cerco di restare cadmio. Faccio finta di niente. Accendo il radio. Lei lo spegne e continua. Faccia di bronzo. Mi hai ingannato. Sei un bario. Guarda, mi fa. Te lo scrivo col gesso. Così posso calcare. Sei uno stronzio. Che cazzo dici? Non mi tira un calcio. Porca miseria, scivolo e con un tuffo piombo nello stagno. Lo stagno è pieno di rame. Te sei disperata, ti hanno costretto a venire qua, vero?